Adesso la pagina del fascino e dell'eleganza, tappa del tour di Miss Italia a Sant'Anna di Caltabellotta in provincia di Agrigento. L'evento è stato presentato dal giornalista di Teleacras Davide Sardo. Una trentina le ragazze in gara in viaggio da ogni parte della Sicilia. Le immagini e le interviste. Vince il titolo di Miss Deborah Sant'Anna di Caltabellotta la numero 1, Roberta Tranchina. Grazie ragazze, lasciate la scena al numero 1. Grazie di cuore. Prego, premiazione. Ecco sulla testa di Roberta Tranchina, la prima classificata, vola alle finali regionali e alla finale di Miss Sicilia 2012, Roberta Tranchina. Come ho già detto prima al mio pubblico, dopo 3 anni finalmente sono riuscita ad avere il primo posto, penso meritato, ringrazio tutti e sono molto felice e penso che lo siano anche i miei genitori, perché Miss Italia è anche sacrificio, oltre che un sogno, è sacrificio e tanta voglia di andare avanti, è anche un sogno, speriamo che comunque si possa realizzare il più presto possibile. Parlaci un po' di te. Allora sì, io ho finito da poco, mi sono diplomata al liceo socio-psicopedagogico, adesso spero di andare avanti, soprattutto con l'università, spero di diventare una giornalista e anche questo è uno dei miei tanti sogni, spero di poterlo realizzare anche questo, speriamo. Jessica Ienna in giuria questa sera, che evento è stato qui a Sant'Anna di Caltabellotta? Beh, è stato un evento che comunque preferivo rivivere stando io nei panni delle ragazze e non stando in giuria. È un compito difficile perché comunque si presentano tante ragazze, bisogna dare il voto in base al portamento, la bellezza, però sempre difficile. E ripeto, non vorrei più stare in quel banco, ma per quest'anno è così. Per me, come ho detto prima, l'evento di Miss Italia è stato creare una seconda famiglia. È una cosa che comunque crea legami tra persone da posti che non pensavo neanche di conoscere, posti che sono opposti, scusate lo scambio di parole, opposti alla mia città, ma che hanno creato grandi legami. Ha vinto la più bella questa sera? Ha vinto la più bella. Adele Scalici fa incetta di fasce a Miss Italia, anche questa sera un'altra fascia a Miss Rocchetta Bellezza. Sì, infatti, un'altra fascia, sono una veterana di Miss Italia e sono contenta questa sera che ho vinto questa fascia, è stata una bellissima serata e sono contenta, infatti ringrazio tutta la giuria, Paolo Bresciano che ogni volta ci aiuta, diciamo, e mi fa sempre partecipare a questo concorso, mi dà questa esperienza. Non ti perdi una tappa, ma cos'è per te questo concorso? Allora, questo concorso per me è un sogno, diciamo è da quando ero piccolina, tutto è nato tramite una mia zia che mi ha scritto al concorso di Miss Italia e tutto è nato da lì. Raimondo Cusumano, consigliere comunale qui a Caltabellotta, che bilancio possiamo tracciare di questa serata Miss Italia Sant'Anna di Caltabellotta? Ma io credo che è stata una bella serata. È bello pure perché le protagoniste sono tutte belle ragazze e per la giuria è stata una grande difficoltà scegliere la più bella. Però sicuramente noi abbiamo fatto del nostro meglio. Tanto pubblico ha assistito a questo evento? Sì, tantissimo, la piazza era quasi piena, dunque siamo soddisfatti e arrivederci al prossimo anno. E io ne approfitto per ringraziare gli sponsor principali di Miss Italia: Deborah Milano, Rocchetta, l'Acqua della Bellezza, Planters, Bella Professional che quest'anno celebra 33 anni a